Cioè noi abbiamo un problema di infrastrutture materiali e immateriali. Gli altri paesi sono andati molto avanti negli investimenti, anche quando facevano debito. Noi abbiamo fatto il debito sugli sprechi. Il nostro debito non è servito per realizzare infrastrutture. Noi abbiamo sprecato soldi, quelli nostri, quelli comunitari non li abbiamo utilizzati come altri paesi hanno fatto, va bene. Di recente sono stato in Spagna e ho visto da nord a sud l'alta velocità. I tralicci l'alta velocità che corre sui binari dove devono passare anche i treni dei pendolari che dopo siccome non è possibile tolgono i treni dei pendolari e li lasciano nelle condizioni che conosciamo. Ho visto che le terze corsie lì ci sono dappertutto nelle autostrade, va bene? Perché parlo della Spagna per non parlare del nord perché lì si dà per assodato che le cose sono così, no? Ecco. E allora dico che noi non siamo riusciti né nel momento in cui le risorse c'erano, ed eravamo in una fase di grande boom e sviluppo economico, non siamo riusciti a fare nulla. Per cui io dico, come faremo oggi con la situazione che abbiamo a recuperare questo gap? Sia sul piano appunto delle infrastrutture diciamo materiali ma sia di quelle immateriali. Il fatto che ancora oggi parlare di banda larga, di parlare di smart city, che è un termine ancora poco conosciuto ma in realtà è solamente come rendere competitiva una città, rendere intelligente la città nel risolvere i problemi che le città hanno, che sono tutti legati ad investimenti che si devono fare su questo settore, ma qui non c'è, cioè, noi investiamo sempre meno,